Il 16% dell'accordo di sviluppo e coesione tra Regione e Governo andrà a Nuoro. Lo ha annunciato oggi a Cagliari la Presidente della Regione Alessandra Todde, che questa mattina a Palazzo Reggio ha firmato con la Premier Giorgia Meloni un accordo da 3,5 miliardi di euro. Il documento è stato siglato davanti a una platea di sindaci, assessori regionali e capigruppo del Consiglio regionale e riguarda 239 progetti strategici su sanità, strade, emergenza idrica e rischio idrogeologico, istruzione ed edilizia. La Presidente Todde ha anche sottolineato che l'accordo avrà un impatto per ogni sardo di 1.745 euro. Per quanto riguarda le province invece, 690 milioni, ovvero il 35% sono per Cagliari, 626 milioni, ovvero il 30% sono per Sassari, 312 milioni, ovvero il 16% vanno al Nuorese, 230 milioni per il Sul Sardegna e 138 milioni invece per Oristano. Tra le novità per il Nuorese è prevista anche una nuova area di Day Hospital compresa nei 244 milioni destinati al capitolo sanità. Per Todde l'accordo rappresenta un successo, frutto di un lavoro di leale collaborazione tra Regione e Governo che, assicura la Presidente, proseguirà. Io ho chiesto di avere un occhio di riguardo appunto anche nella postura europea, abbiamo parlato di Einstein Telescope e di quello che sarà il nostro percorso, quindi di temi che chiaramente interessano ovviamente la nostra regione a livello nazionale e a livello europeo.